Siamo ad Agordo, una località splendida dove c'è un grande imprenditore, Leonardo Del Vecchio. Siamo con Roberto Chisalè, sindaco di Agordo. È una città che vive una stagione molto interessante. Come prefazione, sindaco, io le farei parlare di questa grande azienda, anche perché questa grande azienda ha sponsorizzato dei lavori di Vaia molto importanti qui ad Agordo. Sì, effettivamente Lussottica è stato lo sponsor di un importante progetto di recupero degli schianti di Vaia, che attraverso l'azienda Etifor, che è un'azienda di etica forestale, stiamo tuttora intervenendo su un versante alle spalle dello stabilimento di Lussottica per il recupero di circa 30 ettari di schianti, tutti i terreni, tutti i appezzamenti privati. Intervento reso possibile appunto perché c'è stato questo importante contributo economico di Lussottica, quindi un versante importante, paesaggisticamente bello, visibile a tutto il territorio, viene sistemato, quindi vengono raccolti gli schianti e viene sistemata, verrà fatta anche una ripiantumazione dove è necessario, quindi per permettere una ricrescita quanto più rapida possibile. Parliamo di questo grande mecenate e dopo parliamo della sua Agordo, e poi se magari mi fa un intervento sulla viabilità di Veneto Strade, i lavori che hanno fatto qua, la Veneto Strade, come sta andando il recupero di Vaia. Sì, i benefici, i vantaggi portati da Lussottica, quindi dal suo fondatore, per tutta la vallata, ma direi per tutta la provincia di Belluno e non solo, sono visibili agli occhi di tutti. Qui ha portato ricchezza, ha portato lavoro, ha portato benessere, quindi sicuramente è venuto meno anche la necessità di dover magari per lavoro andare via dalle nostre montagne. Credo che tutta la vallata, ma la provincia di Belluno e il mondo in genere devono essere riconoscenti del grandissimo lavoro e delle visioni, della lungimiranza appunto del Cavalier Del Vecchio e dei suoi collaboratori. Per quanto riguarda la viabilità, proprio di questi giorni, anche che in un Consiglio di Unione Montana è stato approvato un documento di fattibilità e la priorità è stata data alla sistemazione della 203 Agordina, quindi nella parte bassa, quella che da Peron porta ad Agordo, perché lo sappiamo che spesso e volentieri quel tratto di strada là è interessato da criticità con chiusure, e quindi la messa in sicurezza di quel pezzo di strada là è fondamentale per poter giungere in sicurezza nella vallata agordina. E dopo, fra le priorità, c'è anche il completamento della tangenziale, della variante di Agordo che 2 anni e mezzo fa circa ha avuto il completamento del secondo stralcio, quindi adesso il paese di Agordo praticamente è tutto bypassato. C'è ancora da fare il terzo pezzo a valle per rendere più sicura e più scorrevole anche una parte di 203 Agordina, che in questo momento qua presenta anche potenziali pericoli, insomma, per la viabilità, per chi la percorre. Quindi sicuramente le priorità per la mobilità in Agordino sono la 203, la parte bassa della 203. Cosa è cambiato per la cittadina con la variante? È cambiato qualcosa in meglio? Abbiamo sicuramente una piazza, un centro molto più vivibile. Il centro si è molto ravvivato, credo anche con la gioia e quel piacere anche dei commercianti, perché comunque adesso è piacevole sedersi anche ai tavolini delle attività commerciali e godere del bellissimo paesaggio e delle montagne che circondano Agordo. Dopo abbiamo fatto nei 2 anni, quest'anno e anche lo scorso anno, importanti interventi anche alla pavimentazione della piazza, la sistemazione dei San Pietrini, e quindi abbiamo un centro storico veramente che è una piazza, il Prato Verde, la nostra piazza verde che è il Broi, che veramente sono invitanti e abbiamo veramente ricevuto anche particolari apprezzamenti dalla gente anche che arriva per la prima volta ad Agordo, perché rimane colpita anche da quello che può offrire. La filosofia della Veneto Strade adesso, che è quella che indubbiamente qua a Belluno mai è successo, 27 milioni di euro in più di lavori,
No, non è mai successo nella storia della Veneto Strade un incremento così forte di lavori e soprattutto anche qua nel Bellunese, no? Ecco, lei come giudica secondo lei questa filosofia di mettere a posto le strade anche rispetto a Vaia? Perché il compito anche di Silvano Vernizzi, dell'ingegnere Vernizzi, è quello di controllare anche e di operare sugli schianti, no? su Vaia, gli hanno dato anche quella incombenza lì, non solo le strade e la manutenzione. Ma è indubbio che la mobilità e una viabilità in sicurezza e una percorribilità garantita e soprattutto una riduzione anche delle distanze e delle tempistiche sono elementi che possono determinare la permanenza o meno della gente in montagna. Quindi è importantissimo sicuramente investire nella viabilità, dare la garanzia a chi ancora decide di vivere in montagna che comunque non è isolato, che i tempi per avvicinarsi ai grandi centri devono essere sempre minori, ma soprattutto che ci sia quella garanzia di poter vivere in sicurezza. Cosa c'è di bello ad Agordo, sindaco? Beh, ad Agordo di bello secondo me c'è tutto il centro storico, la chiesa arcidiaconale che è una bella chiesa con dei bei affreschi, con delle opere importanti. C'è il Palazzo dei Manzoni che è visitabile, che è la villa veneta più a nord della regione, è visitabile solo all'esterno, ma che comunque è un bellissimo palazzo. E dopo abbiamo, come escursioni in montagna, non c'è che, ma io dico sempre andiamo su per la strada che porta a Binattega, che è un paradiso terrestre, raggiungiamo Malga Framonti, Rifugio Carestiato. Dopo ad Agordo abbiamo anche un bel progetto e questo mi fa piacere proprio presentarlo, che è il Agordo Paese del Graffito. Quindi nella zona più a nord di Agordo, in borgate storiche, sono state affrescate le case e ormai sono oltre 20 lavori che sono fra l'altro in corrispondenza di un bel torrente, di fontane storiche, quindi è veramente una bellissima passeggiata. Bene. Ringraziamo il sindaco di Agordo, Roberto Chisalè, l'intervista un po' estemporanea. È stata anche per me una bellissima chiacchierata perché poter parlare di Agordo, quindi della città che in questo momento ho l'onere e l'onore di amministrare, per me è sempre positivo. Ecco, quindi... Andiamo in onda per Telebelluno, caro sindaco, e grazie anche ovviamente a Veneto Strade. Buon lavoro. Grazie. Buon lavoro.